E la giornata inizia così, con un bacino di Andrea. Ciao ragazzi. Amici della bicicletta, bentornati, secondo giorno di Veneto Grave. Qui abbiamo sbaraccato tutto quanto, abbiamo pulito, non abbiamo lasciato traccia della nostra presenza. Niente, che facciamo oggi? Destinazione Peschiera del Garda, saranno un 110 km circa. Ora, prima cosa importante da fare cos'è? Buttare via le immondizie e poi colazione. Perché sacco vuoto non sta in piedi, giusto? Giusto! Noi andiamo, ciao ragazzi! Ed è arrivata la colazione dei campioni. Dei campioni, mancava un uovo per dentro. La birretta, ok. Grazie. Grazie. E mo se magna. E niente, durante la Veneto Grave c'è anche bisogno di fare manutenzione. Oh, siamo partiti ieri però, Sì, infatti. Cioè, se siamo presi così dopo 60 km. Siamo ripartiti. Destinazione Peschiera del Garda. Freschina, ma si va. Ciao! Carissimo Piero Angela, Dimmi tutto. raccontiamo ai nostri followers che tra un po' inizia Là? Qua Piero Angela mi è impreparato, vi chiedo umilmente scusa. La salita, inizia la salita tra un po'. Pensavo parlasse dei colli iberici, a nord dei colli Ugani, zona vulcanica. Vabbè dai, si è salvato in corner, lo accettiamo. Comunque volevo dirvi che tra un po' inizia la salita. Noi andiamo. Ora ci aspettano 490 metri di dislivello in 12 km. Io pedalo perché penso morirò, quindi ci vediamo dopo. Impressioni a caldo di questa salita, Andrea? È salita e quindi non va bene. Andrea, com'è la salita? Guarda, è un po' come fare la cacca. Mentre la fai alle volte fa male, ma quando hai finito sei contento. Va come spinge, va come va sui pedali, va che robetta. Che è finita. Ecco qua. Gian, dite tra te e me. Per Pepe.
50 km fatti all'incirca, ci fermiamo, pausa pranzo e ne approfittiamo per aprire la tenda perché è zuppa di umidità da questa notte e poi si mangia. A dopo. Bene, come potete vedere abbiamo aperto le tende come dei barboni qui in parte della strada. C'è chi fa i suoi bisogni fluidi e noi adesso si mangia. Look at those palm trees dance. Tende asciugate, mangiato, si riparte. Quanto manca, Piero? Abbiamo detto un altro 80 km e mezzogiorno e mezzo noi ripartiamo. Ciao ragazzi. Gian, ma parliamo un attimo della sella, Sì. perché l'abbiamo cambiata, tutti e due tra l'altro, uguale. Sì, perché quella che ci avevano dato ci ha devastato il sedere. Ecco, ma hai male al culo oggi? No, Ma infatti ti ho detto che pedalare con la sella è meglio. lo so, ma io ho sempre pedalato la sella, è Gargamella che te la toglieva. Sì. Look at those palm trees dance. A noi mancano 20 km per arrivare a Peschiera sul Garda, dove ci sarà il checkpoint per il terzo timbro. Sta andando tutto bene. Andre, A posto, un grande. Gargamella, arriva, forse. E intanto noi Guardatevi ci questo panorama. rifacciamo gli occhi. Sì ragazzi, tanta roba questo Veneto Gravel. Vai che si pedala! All this feeling that I hate on my new as all this that I love you now all that I live in all this feeling all that I hate on my new 120 km fatti, siamo a Peschiera del Garda. Lì in fondo abbiamo fatto il timbro, il terzo timbro, adesso pizzetta, birretta e poi si cerca dove dormire. Com'è? Tutto bene? Alla grande! Eccoci qui, abbiamo montato le tende, si è fatto buio. Io dormirò sulla mia tenda, Gargamella sulla sua e Andrea, voi non lo sapete ma là ci sono dei tavoli
e dormirà sopra un tavolo. Vabbè, scelte. Noi oggi abbiamo fatto 130 km, ci siamo fermati lungo la ciclabile del Mincio e niente, ci siamo divertiti un sacco, posti bellissimi, 1000 metri di dislivello fatti. Domani si va verso direzione Padova e il viaggio continua. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! All this